Bene, siamo in diretta. Buonasera, buonasera a tutte le persone che si sono collegate ora e che si collegheranno in differita. Vi ricordo che siamo in diretta dai canali Facebook, YouTube e Twitch del Manifesto Sardo. Con la diretta di questa sera il Manifesto Sardo inaugura una nuova rubrica che indagherà i temi dell'emergenza climatica, della transizione ecologica e della crisi energetica e anche della speculazione energetica. Questa sera dialogherò con il mio amico Lorenzo Teclem. Benvenuto Lorenzo, come stai? Ciao Roberto, ciao a tutti e a tutti. Bene, tu come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Allora, direi che possiamo iniziare. Vi presento Lorenzo Teclem. Lorenzo Teclem è un giornalista ambientale, freelance, che collabora con il Manifesto, Fanpage, Valori, Jacobin Italia. Ha curato il libro Guida rapida alla fine del mondo, tutto sulla crisi climatica e come risolverla, con Castelvecchi Editore, di cui potete trovare anche la mia recensione sul Manifesto Sardo. Vi ricordo che ci sarà la possibilità di interloquire con me, con Lorenzo, attraverso domande e considerazioni che metteremo in evidenza durante la diretta. Abbiamo voluto iniziare con un dialogo con Lorenzo Teclem perché nel libro che ha curato, nei suoi articoli, che vi invito a leggere seguendo nelle sue pagine social, si può leggere anche la sua formazione da giovane attivista contro la crisi climatica e il riscaldamento globale. Ultima generazione Fridays hanno costruito dal basso comunità in movimento permeate da logiche pacifiste, gandhiane, di non violenza, di disobbedienza civile, che hanno di fatto superato l'autoreferenzialità e l'individualismo, e sono state anche una vera e propria scuola di formazione politica per molti giovani. Pensate solo al voto giovanile che ha caratterizzato la campagna elettorale per le elezioni europee, il voto degli studenti fuori sede che per la prima volta hanno potuto votare senza rientrare nel proprio comune di residenza. Questo voto ha premiato in modo schiacciante la lista di AVS, che ha raccolto quasi il 50% delle preferenze di questo segmento dell'elettorato, e quello è un segmento di voto ecologista e antiliberista. Pensate che addirittura 2 europarlamentari elette nell'alleanza dei Verdi e della sinistra, come Benedetta Scuderi e Cristina Guarda, sono 2 giovani attiviste ecologiste. Ma non solo nella politica, nel mondo della ricerca scientifica, nel mondo della conoscenza, nel mondo della letteratura, nel mondo della televisione, dei media e del giornalismo, sono sempre più presenti quei volti e quei nomi dei giovani nati dopo gli anni 90 che sono presenti nelle lotte contro la crisi climatica, e sono volti e nomi che non vogliono negoziare la fine del mondo, che non vogliono compromessi al ribasso sulla crisi climatica, che vogliono una rivoluzione globale, che vogliono praticare la resistenza collettiva in tutte le dimensioni della società, non solo nelle piazze. E perché lo vogliono fare? Lo fanno perché sono consapevoli di aver abitato in un mondo sbagliato, in un modo sbagliato che non metteva al centro le persone ma solo i mercati e la finanza. Sono persone che si ribellano contro chi ha avvelenato la nostra Sardegna da modelli di sviluppo neocoloniali che ci avvelenano e che hanno trasformato la Sardegna in una terra di disuguaglianza, di inquinamento, di occupazione militare e anche di fabbriche di bombe. Chi si ribella a questo mondo sbagliato ci insegna
a comprendere quanto è vicino il disastro e a come cambiare radicalmente il nostro modo di vivere, di produrre e di consumare. Una prima considerazione che vorrei fare, una prima domanda che vorrei fare a Lorenzo è sullo stato dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel mondo, in Europa, in Italia e chiaramente anche in Sardegna. E soprattutto chiedere a Lorenzo quanto siamo ancora un'isola avvelenata da fonti fossili. Vai, ora... No, non ti ho tolto il microfono, scusa Lorenzo, ora ci sei. Vai, dicevo, no, innanzitutto grazie mille per l'invito e per l'introduzione, sono molto curioso di vedere poi i prossimi incontri di questo ciclo. Insomma, sono ovviamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Faccio questa premessa che prendendola un po' da lontano, però forse è necessaria. Quando parliamo di crisi climatica, parliamo soprattutto di gas climalteranti in atmosfera, cioè di quel fenomeno per cui dall'Ottocento abbiamo iniziato a bruciare combustibili fossili e fare altre attività che hanno gettato in atmosfera gas che cambiano il clima. Questa crisi climatica si inserisce dentro una crisi più grande, che è la crisi ecologica, ci sta la perdita della biodiversità, l'acidificazione degli oceani, mille sfighe, tutte in qualche modo antropiche e tutte legate fra loro, e dentro la crisi climatica c'è l'energia. L'energia a livello globale fa il 75% delle emissioni, quindi il 75% del nostro problema climatico e anche il 75% della soluzione è energia. E questo fa capire quanto oggi parlare di energia sia centrale. Parlare di energia oggi vuol dire parlare di mantenere abitabile questo pianeta, vuol dire parlare di salute, vuol dire parlare di agricoltura, vuol dire parlare di turismo, vuol dire parlare di industria. L'energia è davvero il tema, non solo in Sardegna, ma soprattutto in Sardegna, e poi ne parleremo, del decennio se non del secolo. A che punto siamo? Siamo lontanissimi. Spesso c'è l'errata convinzione, l'errata sensazione che ormai il mondo sia pienamente, totalmente instradato verso la strada delle energie pulite. Ci sono oggettivamente segnali interessanti. Dagli anni '80 le energie pulite hanno fatto il loro ingresso in mix energetici e in alcuni posti del mondo stanno conoscendo una crescita vertiginosa. La Cina, che è il più grande emettitore del mondo, è anche il più grande installatore di energie rinnovabili, installa da sola più di tutto il resto del pianeta, quindi ci sono buoni segni, ma ci sono buoni segni dentro uno scenario che è tuttora desolante. A livello globale carbone e petrolio si battono ancora il posto per fonte energetica più usata, al terzo posto c'è il gas, le rinnovabili sono un piccolissimo spicchio del totale, idroelettrico, solare, fotovoltaico, eccetera, eccetera, sono una piccolissima minoranza dell'energia globale. Lo scenario migliora di poco se guardiamo l'Italia. L'Italia che è un paese virtuoso non tanto per i suoi meriti, quanto piuttosto è un paese ricco che quindi ha avuto modo di fare la transizione prima degli altri. A livello di generazione elettrica siamo sul 35% di rinnovabili, alcuni anni va meglio, altri anni va peggio, e a livello di generazione energetica nell'insieme siamo sotto il 20%. Questo vuol dire che la stragrande maggioranza dell'energia italiana è ancora fossile. E se l'Italia va male, alla Sardegna va tendenzialmente un po' peggio. Il mix energetico sardo è particolarmente sporco, no? Si regge su 2 centrali a carbone, sull'impianto poi a Cagliari che invece brucia, diciamo, gli scarti di raffinazione del petrolio, e solo in piccola parte sulle rinnovabili. Non ci aiuta il fatto che noi poi una parte della nostra elettricità la esportiamo, e questo ci aggiunge un pochettino di carico, ma insomma si parlava un paio di anni fa di 75% dell'elettricità prodotta col fossile nel 2022, 75% sono i tre quarti. E ricordiamoci che l'energia non è solo elettricità, poi ci sono, no, c'è la benzina che consumiamo con le nostre automobili, c'è il gas dei fornelli di casa o della caldaia, ci sono le industrie non elettrificate che quindi producono energia senza passare l'elettricità. Tu usavi un'espressione che a me convince molto, no? C'è questo mito della Sardegna, no? Come terra vergine pura. La Sardegna invece è una terra estremamente avvelenata, anche e soprattutto dai combustibili fossili. Non so se così ho risposto intanto a questa tua prima domanda. Una riferita al ruolo del giornalismo e dell'informazione. Comunicando bene la crisi climatica che i gruppi editoriali
con i media relativi ai finanziamenti delle fonti fossili, e questa relazione pericolosa, se vale nella dimensione internazionale, vale anche per il nostro giornalismo locale, il giornalismo sardo. E poi vorrei chiederti cosa pensi del curioso ruolo dell'Unione Sarda e del suo editore in prima linea sulle battaglie contro la speculazione energetica di energia da fonti fossili, solo dopo la nomina della nuova giunta Todd. Però su questa mia considerazione personale potrei sbagliarmi, magari l'Unione Sarda è sempre stata attenta ai temi del cambiamento climatico e sono io che non me ne so. Allora Roberto, ti rispondo e ti avviso che io ti sento un po' male, non so se è un problema del mio internet, comunque nell'insieme ho colto la domanda. Ma allora, stato il giornalismo ambientale è abbastanza desolante. Fare il giornalista ambientale, cercare di farlo, significa sentirsi un pochettino, no? Una riserva di nativi americani, povera, isolata e guardata un po' male da tutti gli altri. Il problema è duplice. Da un lato è culturale, cioè pieno di giornalisti là fuori in gamba, in assoluta buona fede, onesti e intellettualmente onesti, che però non hanno le basi del discorso climatico-ambientale. Questo è evidente. Il contrario non succede mai. Non esiste che un giornalista specializzato in clima, ambiente, ecosistemi, eccetera, eccetera, non sappia come funziona il Parlamento o non sappia chi sia Kamala Harris. Non è uno scenario. Se sei un giornalista ambientale, ti inserisci dentro un insieme di conoscenze. Il contrario non accade. Spesso e volentieri un cronista parlamentare insomma fa errori assolutamente marchiani, non ha la più pallida idea di cosa sia, non ha le basi della questione. Faccio un esempio stupido, ma che io da poco ho sentito un leader politico nazionale fare questo errore durante un'intervista. Parlando di decarbonizzazione ha detto sì, infatti l'abbandono del carbone, facendo un errore proprio di lessico, no? La decarbonizzazione non è l'abbandono del carbone, è l'abbandono del carbonio, cioè della CO2, quindi l'abbandono di tutti i combustibili fossili e degli allevamenti intensivi, eccetera, eccetera. Ecco, un leader politico nazionale fa ancora questo errore, lo fa peraltro in buona fede, ma perché c'è un problema culturale, c'è in tutto il mondo, in Italia c'è di più. In questo vedere la stampa francese, ad esempio, la stampa inglese, fa capire che da altre parti sono messi un po' meglio di noi. Però, come dire, siamo persone di sinistra e quindi sappiamo che la cultura nasce sempre da un'altra parte. E c'è evidentemente una questione, come dire, di interesse di classi dirigenti e di interesse delle classi dirigenti che blocca un pochettino, no, i progressi in questo campo qua. Non dico un mistero, non dico niente di strano se dico che nel sistema mediatico italiano gioca un ruolo importante l'ENI. L'ENI possiede un'agenzia di stampa, l'AGI, che è la seconda agenzia di stampa italiana, anche se ora se ne vuole disfare, ma la sta vendendo un editore di ultradestra, quindi insomma non cambierà tanto lo scenario. L'ENI è un grande inserzionista, mette inserzioni su tutti o quasi tutti i quotidiani nazionali, forse su un paio no, e sono quel paio su cui ha cause aperte, querele e così via. Insomma, un'azienda come Eni evidentemente esercita un'influenza che intendiamoci è assolutamente legale nel sistema legislativo italiano, ma che non di meno è giusto segnalare e che io credo è un problema politico da risolvere se vogliamo un'informazione che possa essere indipendente in questo senso là. E faccio un esempio di Eni perché è l'esempio italiano, ma altrove simili problemi ci sono, no? ExxonMobil, British Petroleum, Shell, ognuno c'ha il suo. L'insieme di questi due problemi, quindi una deficienza, proprio di mancanza culturale sul tema e un blocco di potere, la lobby fossile che è, come dire, la lobby per eccellenza, e credo l'unica lobby che è stata capace di iniziare delle guerre nei decenni passati, ed è la lobby che, rubo una definizione non mia, ha fatto il più grande inganno del secolo, cioè ha mistificato l'esistenza del riscaldamento globale per decenni. Sull'Unione Sarda, ma io penso che l'Unione Sarda stia facendo un'operazione assolutamente limpida e con la quale io non concordo neanche un po'. L'Unione Sarda è un quotidiano di orientamento conservatore, autonomista conservatore, ecco questa forse è la formula più chiara, e che porta avanti una linea schiettamente, francamente conservatrice, una linea tale per cui di riscaldamento globale si parla poco e nulla, non lo si inserisce nei problemi, nei ragionamenti sull'energia, e come tutti i conservatori d'Italia, di Sardegna, d'Europa e del mondo, i nostri migliori amici sono i combustibili fossili, quindi l'Unione Sarda non sembra avere particolarmente fretta di far abbandonare il carbone, non sembra avere particolare fretta di occuparsi di Saras e Sarlux, ed è assolutamente a favore del metano, anzi il metano sta già arrivando.
ma l'Unione Sarda dice ne vorremmo di più, no? Il progetto del Galsi, si parla di scippo del metano sulle pagine dell'Unione. Questa, ripeto, è un'operazione limpida, cioè non solo è tutto assolutamente legale, ma è tutto anche assolutamente lecito, è assolutamente normale che un quotidiano di orientamento conservatore porti avanti una linea conservatrice, tale per cui le rinnovabili sono una grande truffa dell'ideologia green e gretina e invece il fossile è una roba utile e necessaria. Non mi stupisce questo, succede in tutto il mondo ed è normale. Quello che forse un pochino mi preoccupa è che in Sardegna questo si percepisca poco, cioè che il disegno politico che l'Unione Sarda legittimamente cerca di vendere, che è questo qua, mi sembra che, come dire, passi poco, no? Che a volte si sia la sensazione che l'Unione Sarda sia su una linea quasi ecologista, quasi sardista. Ecco, personalmente per la mia idea di ecologismo, ma anche per la mia idea di autonomia sarda, non mi sembra che sia questo il caso. Forse sei muto, Roberto. Ora mi sentite? Mi senti? Mi senti? Perfettamente. Ok, c'è una domanda di Alessio Oroscio che ho messo in evidenza, che chiede cosa pensi del ruolo dell'editorialista dell'Unione Sarda, dell'ex presidente della regione Mauro Pili, che con i suoi articoli, appunto, articoli, inchieste, presenze, insomma, è alfiere di determinate posizioni. Ho pensato di metterla ora in evidenza perché mi sembra abbastanza in linea col discorso che stavi facendo. Sì, pienamente, appunto, ripeto un po' quello che dicevo, mi sembra che Mauro Pili porti avanti una linea assolutamente legittima, ma anche coerente con la sua storia, col suo percorso politico. E Mauro Pili fa Mauro Pili e fa benissimo a fare Mauro Pili. Credo che dall'altro lato della barricata, in chi si sente progressista, ecologista, antiliberista e che ha una certa idea di mondo e di sviluppo, beh, credo che evidentemente ci debba essere un'incompatibilità. Beh, sono d'accordo anch'io, tra l'altro. Io penso che la linea editoriale dell'Unione Sarda sia assolutamente rispettabile. Ciò a cui dobbiamo stare attenti è appunto il panorama editoriale e giornalistico. Dobbiamo essere noi a orientarci rispetto a quelli che sono i nostri orientamenti. È evidente che se noi abbiamo degli orientamenti conservatrici, reazionari, negazionisti del clima, complottisti, leggeremo determinati giornali che vanno dalla Verità, che passano per il giornale e Libero. Se vogliamo leggere cose diverse, leggiamo Te, leggiamo il Manifesto, leggiamo Valori, e altre dignitose testate e altri dignitosi media. Un'altra cosa che volevo chiederti, che mi pare abbastanza recente, è se secondo te, di fronte al proliferare delle estreme destre, direi delle peggiori estreme destre in tutta Europa, e alle dinamiche interne della cosiddetta maggioranza Ursula, e di fronte anche al possibile ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, c'è un rischio di una marcia indietro dell'Unione Europea sul Green Deal? Sì, in questo momento siamo più vicini alla certezza che al rischio a cui ti riferisci, ne abbiamo scritto anche da poco sul manifesto. Anche qua è bene partire dal contesto. Il Green Deal, l'European Green Deal, quello promosso da Ursula von der Leyen nel 2019, poi ribadito e modificato con Next Generation EU, non è e non è mai stato il non plus ultra della transizione ecologica o l'estremismo ambientalista, come a volte è stato venduto. È al contrario un piano di grande compromesso, che nasce da una Commissione europea di grande coalizione, no? Popolari, socialisti, liberali, da una presidente di centrodestra, da un'Unione Europea che nel suo insieme è, tra l'altro, come sappiamo, molto porosa e molto sensibile al lobbismo e agli interessi delle grandi aziende. E nasce grazie a una congiuntura parzialmente favorevole. Erano passati pochi anni dagli accordi di Parigi, si stanno iniziando a vedere ormai da almeno un quindicennio gli effetti della crisi climatica
anche in Europa, e quindi inevitabilmente iniziano a preoccupare anche classi dirigenti non propriamente ecologiste. E poi c'era stata l'ondata del 2019, quindi lei arriva al potere, Ursula von der Leyen, con le piazze europee piene di milioni di manifestanti, c'era stato il boom dei Verdi al Parlamento europeo, ma anche e soprattutto in paesi chiave come Francia e Germania. Noi ce lo siamo persi, l'Italia ha avuto dinamiche un po' a sé, ma questo è successo in molti paesi europei, c'era anche una sinistra radicale, un po' più in forma di ora in certi paesi chiave. Insomma, c'era una congiuntura che ha permesso di fare alcuni passi avanti, ma erano appunto passi avanti in un contesto comunque di compromesso. Carbon Action Tracker, che è un think tank internazionale che fa scenari climatici, ha detto dall'inizio: se noi dovessimo applicare tutto quello che fa l'Europa col Green Deal, non rispetteremmo comunque gli accordi di Parigi. Non vuol dire che è inutile, è un passo avanti, ci porta in una situazione migliore di prima, ma ancora non sufficiente. Ecco, in questo contesto qua, 5 anni dopo, ci troviamo con l'avanzata delle destre. È quello che è stato chiamato dalla stampa anglosassone il green backlash, no? Il contraccolpo verde. Cioè, se 5 anni fa c'era stata un'avanzata delle forze ecologiste e del pensiero ecologista in generale, non è solo politica politicata, adesso stiamo vedendo un'avanzata del pensiero anti-ecologista. Quello che è successo è che le destre hanno inserito il cambiamento climatico e le questioni ambientali nell'alveo delle cultural wars, no? Delle guerre culturali, come l'aborto, come l'immigrazione, come i diritti riproduttivi, come il transfemminismo. Ecco, a tutti questi temi è stato aggiunto anche la questione climatica, facendone quasi un tratto identitario. Se tu sei una persona conservatrice che si riconosce in un certo assetto ideologico, allora sei anche contro le follie green. Ha avuto molto efficacia la narrazione assolutamente falsa e priva di fondamento dell'Europa, no? Che ti viene a togliere la casa, il terreno, l'automobile. Sono balle, ma sono balle che funzionano molto bene. Va detto, funzionano bene anche perché la transizione che viene proposta è una transizione di compromesso, è una transizione molto poco sociale, una transizione molto poco efficace. La gente si rivolge alla destra radicale anche perché le altre forze non hanno evidentemente saputo dare risposte efficaci. E questa credo che sia una lezione della storia che si applica a tante cose, si applica anche all'ecologismo. E questo ci porta allo scenario di oggi, cioè una Commissione europea, un Parlamento europeo in cui insomma sarà avventuroso anche solo mantenere quello che si è raggiunto nei 5 anni precedenti, quando invece ci sarebbe bisogno di fare un passo avanti, di aumentare l'ambizione, non diminuirla. Sì, grazie, concordo con te. Cioè, concordo, diciamo che condivido le tue stesse preoccupazioni da tanti punti di vista, soprattutto dal punto di vista legato al proliferare delle peggiori estreme destre mai viste in Europa e nel mondo, purtroppo. Ora, a proposito di estrema destra al governo, non possiamo non parlare del ruolo repressivo degli stati e dello Stato italiano, in particolare contro le attiviste e gli attivisti climatici e contro i giornalisti e le giornaliste che seguono le lotte per il clima. Mi sembra importante parlarne e ricordare che c'è chi fa carcere, c'è chi per la causa climatica ha rinunciato al proprio progetto di vita per unirsi alla lotta. Certamente non possiamo non parlare del disegno, del preoccupante disegno di legge 1660. Proprio ieri a Cagliari c'è stata una importante manifestazione a cui hanno aderito tutti i movimenti, i sindacati e i partiti che sono in prima linea contro la repressione, che sono in prima linea sulle battaglie climatiche, anche all'interno dei presidi in Sardegna contro la spesa energetica delle multinazionali. Non posso non aprire questa considerazione anche alla gestione da parte delle questure, delle prefetture, delle proteste contro la speculazione energetica, perché mi sembra evidente che ci sia una forte impreparazione, una forte non considerazione
della protesta e delle mobilitazioni da parte delle forze dell'ordine, un'impreparazione e una improvvisazione mai viste. Io ho seguito alcune dirette sul blocco e il presidio organizzato dai manifestanti al porto di Oristano, e devo dire che abbiamo un enorme problema legato alla repressione contro i manifestanti. Ci saranno sicuramente tantissime manifestazioni, saranno decine e centinaia, penso, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, le manifestazioni contro la speculazione energetica, e certamente sarebbe una cosa preoccupante immaginare che quella gestione della sicurezza pubblica che abbiamo visto con i nostri occhi sia estesa a tutte le manifestazioni in Sardegna, ecco. No, non posso che concordare. Guarda, pesco andando in ordine, come dire, discendente di distanza dalle notizie degli ultimi giorni. Pochi giorni fa in Islanda, anzi in Groenlandia, mi correggo, è stato arrestato il presidente e fondatore di Sea Shepherd, che è un'organizzazione, forse avrete presente, hanno un logo che sembra quello dei pirati, che lotta contro le baleniere per la salvaguardia dei cetacei. Arrestato in Groenlandia, tra l'altro un signore di 70 anni, verrà adesso presumibilmente estradato in Giappone. Andiamo un pochino più vicino, Regno Unito, sono stati condannati 5 attivisti, una pena di qualcosa come 21 anni sommati, la più pesante è una condanna di 5 anni di carcere, ad attivisti che hanno partecipato a una videochiamata su Zoom in cui si parlava di organizzare una protesta pacifica che era un blocco stradale, il blocco dell'autostrada. 5 anni di carcere in una prigione di Sua Maestà. Andiamo ancora vicino, Bologna, parlo di una città che conosco bene, leggevo proprio poco fa, prima di collegarmi, che un attivista di Extinction Rebellion, se non vado errata, ha presentato denuncia per come è stata trattata quando è stata fermata. Lei, insomma, nella denuncia dice che è stata costretta a spogliarsi, a fare flessioni in un bagno sporco, insomma, robe degradantissime, fino, e qua arriviamo alla cosa più vicina, che quello che hai raccontato tu, agli scontri, no? Dell'altro giorno, la repressione delle proteste di fronte al porto di Oristano, casi diversi, in posti diversi, di gravità diverse, ma che fanno vedere una tendenza, cioè in un contesto generale in cui protestare è più difficile in tutto l'Occidente, in cui si rischia di più per protestare, l'attivismo climatico-ambientale è quello più represso, un po' perché è uno dei temi che ha dimostrato più vitalità negli ultimi anni, e quindi quello che da parte dell'autorità c'è più voglia e più bisogno di reprimere, un po' perché spesso poi tocca degli interessi molto concreti, penso, no, ai blocchi alle raffinerie, alle attività fossili, eccetera, eccetera, e un po' perché c'è stata una campagna di stampa, vedi, torniamo al ruolo della stampa micidiale, di odio e di istigazione alla repressione verso gli attivisti ecologisti. C'è stata in Italia, c'è stata in tutto l'Occidente quantomeno, e purtroppo stiamo vedendo che sta dando i suoi frutti. C'è un bel documentario su Netflix, si chiama Democrazia in pericolo, che parla dell'ascesa di Bolsonaro in Brasile, della caduta di Lula, eccetera, eccetera. E fra le varie cose, una frase che dice la giornalista che fa da voce narrante: la democrazia funziona solo quando i potenti hanno paura. Non è sempre vero, a volte funziona anche all'opposto, ma il senso è dire la democrazia è una questione di rapporti di forza. I diritti che abbiamo non sono mai là, fissi, immutabili per sempre perché sono scritti su un pezzo di carta, dipendono dai rapporti di forza del momento, e io temo che in questo momento i rapporti di forza non giochino a favore di chi protesta, ed è più possibile di prima, più facile di prima reprimere in modo inaudito le proteste ecologiste in particolare. Torno sul caso inglese per un istante perché è emblematico. La condanna è arrivata quando era già stato eletto il nuovo governo laburista, e il nuovo governo laburista non ha battuto ciglio e non sembra avere la minima intenzione di fare alcunché per aiutare gli attivisti condannati a 5 anni di carcere per una chiamata su Zoom. Questo è lo scenario. Grazie. Lorenzo, c'è un'altra domanda, sempre da Alessio Roascio, che chiede se secondo te la sinistra in Italia sta parlando bene di transizione energetica, e nel caso non lo facesse, come si dovrebbe affrontare la questione. Una domanda difficilissima.
Ah sì, se abbiamo 10 ore ne parliamo. No, ovviamente non ho la risposta definitiva, anche perché dovremmo metterci d'accordo su cos'è la sinistra. Evidentemente Schlein non ne parla come Bonelli, che non ne parla come Marta Collot, e ognuno forse di noi ha la sua idea su dove arriva il confine di cosa è sinistra e cosa non lo è. Però prova a dire qualche considerazione molto generale, fermo restando che non faccio il politico, non faccio lo spin doctor, e altre persone saprebbero dire considerazioni molto migliori delle mie. Primo, la sinistra in Italia, anche in Sardegna, ne parla troppo poco. Cioè questo non è un tema centrale nell'agenda e non è un tema su cui la sinistra riesce a polarizzare, riesce a tematizzare, riesce a infiammare ed emozionare le persone. E questo è un grande problema, perché invece la transizione energetica è incredibilmente necessaria per le ragioni climatiche che abbiamo detto, ma anche per le ragioni ambientali. Cioè in Italia per le persone sotto i 50 anni, sopra i 45-50 anni mi pare, la prima causa di mortalità sono i tumori legati anche all'inquinamento, quindi poi è una roba molto concreta, no? E questo la sinistra non sta riuscendo a farlo. Secondo, la sinistra, soprattutto quella moderata, diciamo del centro-sinistra, spesso e volentieri ha delle contraddizioni gigantesche. Io penso alla giunta regionale sarda, che per esempio è a favore della transizione al metano. Ora, un progetto che tante persone ben più competenti di me, ma devo dire anche tante realtà istituzionali, da poco mi è capitato di intervistare la ricercatrice di un think tank, ecco, che è una realtà assolutamente educata e istituzionale, ma reputano folle, antieconomica oltre che antiecologica, e questa è una battaglia che la sinistra non si intesta, anzi favorisce questa transizione al metano, quindi poi spesso e volentieri la sinistra sta dal lato sbagliato della barricata, almeno se parliamo di sinistra istituzionale. C'è però una cosa che tengo a dire, e questa è molto importante. La transizione energetica è potenzialmente un gigantesco trasferimento di potere e di capitale verso il basso, dall'alto verso il basso. Lo è prima di tutto perché si rompe un dominio che è stato quello delle compagnie del fossile, che hanno un potere spropositato anche rispetto ad altri tipi di aziende, altri tipi di lobby, specie in un paese come il nostro. Di nuovo, non dico un segreto se dico che l'Eni è particolarmente ascoltata, più anche di quanto non lo sia stata la Fiat dei tempi, più di quanto non siano altre aziende. Non dico un segreto se dico che la Saras in Sardegna è un'azienda particolarmente importante. Ma poi soprattutto perché può essere una grande occasione di giustizia sociale. Io penso al tema delle comunità energetiche, che quindi sono produzione di energia dal basso e che fa un ritorno pratico di soldi che possono andare vanno, siamo a Villanova Forru, ad abbassare le bollette delle persone, e scusatemi se poco in questo momento. Penso alla possibilità di di far produrre al pubblico l'energia. Noi, come dire, dal decreto Bersani in poi siamo abituati all'idea che l'energia sia un bene di mercato che viene venduto, ma l'energia è prima di tutto un diritto, e se è un diritto allora è giusto che sia il pubblico a garantirlo. E non è fantascienza, a Barcellona come ad Amburgo, ma come anche in certe città del nord Italia, ci sono molti utility 100% pubbliche che installano parchi eolici e pannelli fotovoltaici. Il moderatissimo governo di Starmer nel Regno Unito, che non è affatto un ecologista, è lo stesso che appunto poi non muove un dito per gli ecologisti arrestati, cioè nonostante ha fatto una serie di cose ecologiche molto interessanti, tra cui ha annunciato che istituirà Great Britain Energy, cioè una compagnia 100% pubblica che installerà energia pulita, la distribuirà, eccetera, eccetera. È una grande occasione, ma la sinistra non riesce a tematizzarla, non riesce a rendere la transizione ecologica un'occasione di ridistribuzione di ricchezza e di potere. Questo è un problema. Si parla molto dei costi, fammi dire in uno slogan, si parla molto di di chi paga i costi della transizione, ma non parliamo abbastanza di chi si prenderà i profitti della transizione. Eppure questa sarà una grande sfida del futuro. A chi vanno i profitti della transizione, verso l'alto, verso il basso? Questo sarebbe un tema di sinistra che purtroppo sentiamo poco. Appunto, appunto. Bene, mi sembra che sia arrivato il momento di parlare dell'elefante nella stanza, come lo definisce Maria Teresa Satta. Va bene, Maria Teresa Satta? È esattamente quello che stavo pensando. Assolutamente, l'elefante nella stanza. E mi ricollegherei anche alla domanda che fa Elvira Pezzani, che io immagino non vive in Sardegna, e appunto chiede aiuto a Lorenzo per capire meglio le dinamiche relative a quella che viene presentata da molte parti come speculazione energetica sulla Sardegna nel preparare appunto questa considerazione, questa domanda a Lorenzo. Chiederei anche un giudizio
sull'impatto appunto della speculazione energetica, di che cosa intendiamo per speculazione energetica, e anche su la legge sarda votata dal Consiglio regionale contro la proliferazione selvaggia dell'eolico, e visto che ci siamo chiederei anche un giudizio, un'opinione sulla proposta che molte organizzazioni politiche e anche alcuni comitati e altre organizzazioni fanno sulla creazione di una agenzia sarda per l'energia, o come la definisce in una proposta che ho letto proprio la settimana scorsa, Sinistra Futura, un'agenzia sarda per l'approvvigionamento energetico a totale controllo pubblico. Anche qua tema gigantesco di cui potremo parlare per le prossime 10 ore. Mi fa sorridere che mentre parlavi io ho a fianco la schermata dei commenti ed erano tutti, beh, quindi parliamo dell'eolico, in effetti è il tema caldo, diciamo, in Sardegna è il tema per eccellenza in questo momento. Tante cose da dire. Parto da una frase non mia. Io l'altro giorno ho avuto modo di intervistare, preparando proprio un lungo articolo che deve ancora uscire sul tema della speculazione energetica e dell'eolico in Sardegna, diverse persone che se ne occupano nell'isola, per cui Luigi Pisci, mi permetto di citarlo per nome perché poi questa frase andrà anche nell'articolo. Insomma, Roberto conosci bene, che chi ci ascolta conosce bene, una delle persone impegnate nei comitati in questa lotta, ha detto una frase che mi ha colpito molto: ci hanno scippato un sogno. Cioè la transizione è un'idea che in tante persone hanno sentito come propria per anni, no? Proprio come un'idea di uguaglianza, di giustizia, di aria pulita, di cibo pulito, di suolo pulito e di buon vivere, no? Come dice la sinistra latinoamericana, a un certo punto ce lo troviamo scippato. È una frase insomma molto interessante e mi permetto di dire molto vera, quindi mi permetto di farla mia. Partiamo un pochettino dai fatti. Tutto il tema speculazione energetica, invasione eolica, parte da una pagina web che è il famoso sito di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, su cui si segnalano le richieste di allaccio. Le richieste di allaccio sono il primo iter che fa un'azienda quando vuole proporre un nuovo impianto di energia rinnovabile. In Sardegna se ne contano 800 e passa, fra mi pare un 40% di fotovoltaico e un 30% a testa, fra eolico offshore e eolico inshore, quindi eolico a terra ed eolico in mare. Sono ovviamente tantissime, i conti dicono che se le si facessero tutte ci sarebbe fra 11 e 12 volte la produzione energetica, no, rispetto al fabbisogno isolano. Da qua viene la grande paura dell'invasione eolica cosiddetta, e da qua qui nasce tutto, da un lato la lotta dei comitati, dall'altro appunto la lotta dell'Unione Sarda che nominavamo prima. Ora, io prima porterò un po' di dati di realtà che secondo me è utile ribadire e che a volte mancano nel dibattito pubblico isolano, e poi mi permetterò di fare qualche considerazione invece più mia, più politica e quindi anche molto più criticabile, in quanto non sono dati ma sono opinioni. I dati di realtà sono i seguenti. Noi quasi sicuramente non vedremo davvero realizzare queste 800 proposte per due ragioni. La prima è che non succede mai. In Confederazione Nazionale dell'Artigianato, mi sembra dati li avessi presi da loro, dice che circa la metà in Italia delle proposte va davvero in porto. La metà circa in media di queste richieste di allaccio poi non diventa davvero un impianto e si perde nei mezzi della burocrazia e vanno in porto abbastanza lentamente. In Italia ci vogliono circa 7-8 anni per fare un impianto eolico. Il secondo dato di realtà è che il governo ha detto quanti impianti vorrebbe installare in Sardegna al 2030, e sono questi famosi 6,2 gigawatt previsti nel PNIEC, su cui c'è tanto dibattito. Questi sono dei dati di realtà su cui mi sembra interessante insistere, anche se si dice poco, perché sennò poi se non partiamo dalla realtà non riusciamo a fare un ragionamento. Il terzo ultimo dato che è interessante dire è che, secondo me, di nuovo una cosa un po' dimenticata, che la Sardegna, come tutta Italia, ma la Sardegna e poi di altre parti d'Italia, è una regione che ha molto bisogno di rinnovabili. C'è una regione che in questo momento ha troppo poco eolico, troppo poco fotovoltaico, troppe poche reti moderne, troppo pochi accumuli, ma di gran lunga. Di nuovo parlavamo di 75% di fossile sull'elettricità, parliamo di un processo di elettrificazione importantissimo. Non l'ho detto, ma questa stima delle 12, no? Produrremo 12 volte rispetto al fabbisogno è pensata sull'attuale fabbisogno elettrico, ma in realtà il fabbisogno elettrico è destinato a crescere, perché la transizione è anche elettrificare, rendere tutta l'energia energia elettrica, e quindi quella cifra cresce.
Qua finisco con i dati di fatto, inizio un pochettino con le opinioni personali, torno anche alla frase di Luigi Pisci da cui ero partito, poveretto, mi staranno fischiando le orecchie, ma insomma lo sto solo sfruttando, non voglio attribuirgli nulla se non la frase che ha detto, che secondo me è molto efficace. Il problema della Sardegna è un problema di Far West ed è un problema di mercato, cioè da quando si è deciso che l'energia non è un bene che lo Stato deve assicurare ai suoi cittadini, ma è un utility su cui si fa mercato, si specula, si compra, si vende, siamo destinati a trovarci in questa condizione, in un contesto in cui ci sono sussidi per l'energia pulita, in cui l'energia pulita ha fatto un boom dal punto di vista tecnologico, quindi è molto più conveniente di prima, si fa tanti soldi oggi a installare energia pulita, il grande eolico, il fotovoltaico, eccetera, eccetera, sarà inevitabile che le aziende corrano a fare la cosa loro, perché le aziende per natura corrono dove ci sono soldi e non fanno l'interesse comune, non è nel mandato, non è nella mission delle aziende fare il bene di tutti in un sistema capitalista e liberal democratico. Il grande assente in questo senso è il pubblico e questo mi sembra proprio il dato di fatto. Sia è assente il pubblico come regolatore, ora Todde promette di metterci una pezza, vedremo se lo farà quando pubblicherà il piano delle ridone, eccetera, eccetera, sia soprattutto il pubblico come ruolo diretto nell'economia. Installare un parco eolico è una cosa molto costosa. Installare un parco eolico è una cosa che non può fare il comune da solo, il piccolo comune o i singoli cittadini. Eppure ai parchi eolici non possiamo rinunciare. Tutti gli studi sulla decarbonizzazione dell'Italia, della Sardegna e dell'Europa dicono che l'eolico è una parte essenziale, anche il grande eolico, anche l'eolico offshore. Chi li ha quei grandi capitali? Beh, o ce li hanno, come dire, BlackRock e JP Morgan, oppure ce l'ha il pubblico, nella forma delle multi-utility comunali, nella forma regionale, nella forma statale, in diverse forme, ma ce l'ha il pubblico. E il pubblico per ora latita, e il pubblico per ora lascia che la transizione sia un affare di mercato. Questo è un grosso problema per due ragioni. Primo, perché rendi questa transizione iniqua, rendi un trasferimento di denaro verso l'alto e non verso il basso. Secondo, perché la rendi inefficace. La transizione è come minimo sostituzione. Tu metti energia pulita e togli quella sporca. Come dire, noi le richieste per mettere energia pulita ce l'abbiamo, manca la parte in cui togliamo l'energia sporca. Nel totale silenzio di tutti, devo dirlo, anche nel silenzio della sinistra, dell'indipendentismo, nel PNIEC si legge che la Sardegna abbandonerà il carbone nel 2028, fino al 2028. Tutta Italia lo abbandona nel 2025, una roba gravissima di cui non stiamo parlando, di chiusura di raffinerie, eccetera, eccetera, nessuno parla. Perché di nuovo, se la transizione la lasci fare al mercato, il mercato può avere anche interesse ad aggiungere energie pulite, ma non ha nessun interesse a togliere quelle sporche. E quindi mi sembra che, come spesso accade, come per tante altre cose, il problema sia che la politica latita, il pubblico latita. Mi avete chiesto anche un sacco di altre cose, forse ne sto dimenticando. No, hai, secondo me, risposto benissimo. Questa, tra l'altro, è una posizione che noi del Manifesto Sardo conosciamo bene. Ricordo che l'anno scorso abbiamo avviato una discussione molto vivace rispetto proprio ad un appello dei giovani intitolato alla Sardegna, dalla parte dei giovani che non vogliono vederla bruciare. C'erano state tante interessanti risposte da mi pare di ricordare Luigi Pisci, Cristiano Sabino, Enrico Lobina. Alcune le abbiamo pubblicate direttamente con il Manifesto Sardo, altre sono state pubblicate in altri siti di informazione, blog e media. L'altra cosa su cui appunto volevo intervenire è che questo punto di vista di Lorenzo sarà accompagnato da altri punti di vista di altri giornalisti ambientali, altri giuristi come Stefano De Liperi, che vorremmo invitare, che già scrive nel Manifesto Sardo. Noi come Manifesto Sardo parliamo di speculazione energetica dal 2013. Stefano, Graziano Bullegas di Italia Nostra e tanti altri scrivono di speculazione energetica da tanto tempo. I primi articoli che mi pare di ricordare e di ritrovare appartengono proprio al 2013. Certamente continueremo ad occuparcene indagando i vari punti di vista che sono all'interno delle lotte contro la speculazione energetica e anche i punti di vista che sono all'interno del mondo dell'informazione, delle organizzazioni
ecologiste. Dunque, Maria Teresa Satta fa un'altra domanda. C'è chi parla dell'eolico delle multinazionali in Sardegna come di industrializzazione, come opportunità di posti di lavoro, e quindi è favorevole all'installazione massiva e capillare di pale. Ma allora, secondo me non è l'approccio giusto con cui guardare la cosa, non è l'approccio giusto né per chi è a favore né per chi è contro, nel senso che mi sembra l'errore in chi dice ma questa è l'industrializzazione, è che stiamo facendo finta che l'energia in questo momento in Sardegna non ci sia, o che venga prodotta col puro spirito o che arrivi dal cielo. La Sardegna produce già la sua energia, ne produce già tanta, ne produce anche più di quella che consuma se parliamo di elettricità, perché ne esporta il 40%, e poi ne, diciamo, produce e consuma molta altra appunto nelle automobili, nelle caldaie a gas, eccetera, eccetera. Il punto è che energia sporca. L'industrializzazione, intesa come arrivo dell'energia, ma quella ce l'abbiamo già da ben prima che io nascessi, anche da prima che Roberto nascesse, e ce l'abbiamo nel modo più sporco, più schifoso possibile, che fa venire i tumori, che cambia il clima e che porta a tutto quello che significa crisi climatica. Crisi climatica non è un problema perché, come dire, o soltanto perché dispiace all'orso polare o al pinguino, è un problema perché la Sardegna è un posto che ha fra il 30 e il 50% di territorio a rischio di desertificazione. Questo è il disastro dell'agricoltura e dell'allevamento locale. Crisi climatica vuol dire incendi, okay? Citofonare Montiferru per chiedere cosa vuol dire, crisi climatica vuol dire alluvioni, citofonare Olbia per chiedere cosa vuol dire. In questo contesto la scelta non è fra industrializzarsi o no, la scelta non è fra produciamo l'energia con le pale eoliche oppure l'energia ci arriva, non lo so, quando accendo l'interruttore. L'energia ci arriva già e ci arriverà comunque. Il punto è come la vogliamo produrre questa energia. Produrla in modo sporco, produrla in modo pulito. C'è una caratteristica delle rinnovabili che è molto bella, ma è anche quella più criticata. Le rinnovabili sono diffuse e scalabili. Cioè il fossile e anche il nucleare sono estremamente concentrati. So che sto prendendo un po' da lontana, perdonami Roberto, ma giuro che arrivo alla conclusione del discorso. Vuol dire che tu fai delle aree di sacrificio molto piccole, molto localizzate, e se sei là attorno ti becchi tutto il peggio. Il danno paesaggistico, ovviamente, l'occupazione di suolo, ma anche poi proprio il danno sanitario e le attività economiche. Però se sei lontano non te ne occupi. Io in questo momento ho il computer collegato alla presa ed è realistico che mi stia arrivando l'energia da Sarlux, Saras e tutto quel mondo là, ma io forse non l'ho mai visto in vita mia, l'ho visto una volta da lontano, ho delocalizzato a chi sta là vicino il problema. Con le rinnovabili questo non succede, le rinnovabili sono diffuse, un sistema 100% rinnovabile è un sistema in cui tutti ogni giorno vediamo la produzione di energia, perché il tetto della casa di fronte a casa nostra c'è pannelli, perché la collina vicino a casa nostra c'è le pale eoliche. Questa è una caratteristica dei sistemi 100% rinnovabili. La buona notizia è che l'impatto delle rinnovabili è un impatto tendenzialmente paesaggistico, cioè il loro problema è che le vedi. E l'impatto del fossile, voi capite che il pesaggio è l'ultimo dei problemi del fossile, perché è un impatto sanitario, climatico, ambientale terrificante. Quindi è questa la scelta di fronte alla quale siamo. Le paleoliche non è che siano buone o cattive perché portano posti di lavoro, li portano anche, ma anche il carbone porta posti di lavoro. Le paleoliche ci interessano perché producono energia pulita, il carbone non ci interessa perché la produce sporca. E questa mi sembra la base del problema. Sì. Allora, sono le 19:48, io non volevo andare oltre l'ora di discussione, perché secondo me oltre un'ora un dialogo così in diretta non funziona molto bene, anzi devo dire che le persone collegate fino ad ora hanno dimostrato una grande pazienza, un grande interesse, che voglio davvero ringraziarle. Non so se volevi aggiungere altre considerazioni, Lorenzo, prima di concludere. Mi permette di aggiungerne una davvero tanto personale, poco col berretto del giornalista e molto col berretto del cittadino, del giovane sardo, insomma, della persona che poi come tutte cerca di capirci qualcosa di questi temi e ne è un pochettino preoccupata. In Sardegna si parla di energia come non mai, e questo in sé è un bene, anche se avviene in condizioni, come dire, di crisi e di rabbia che chiaramente tutti vorremmo evitare. È un bene perché la democrazia è questa roba qua. La democrazia è che tutti si parli dei problemi e delle scelte della terra in cui si abita.
Da questo punto di vista lì sì, c'è credo il punto di contatto sia fra i proprietari del fossile sia fra i proprietari delle rinnovabili. Allora va benissimo che non se ne parli e che ne parli solo chi sta in alto. Il dovere, secondo me, per chi sta da questo lato della barricata, il dovere, credo, per le forze che si sentono ecologiste, di sinistra, antiliberisti, anticapitaliste, insomma, metteteci l'etichetta che volete, ma ci siamo, credo, capiti. E in questo momento credo prima di tutto di distinguere il grano dall'olio, cioè di capire quali temi e quali argomentazioni sono, fatemi usare questo termine gentile, suggeriti da una delle lobby in campo, che è a livello sardo, italiano, mondiale, quello che vi pare di gran lunga la più potente, e su questo proprio non c'è dubbio, non c'è scala, e quali invece sono argomentazioni nostre. Io penso che quello che stiamo vedendo, no? Col fenomeno dei comitati, la lotta contro la speculazione energetica, sia una grande domanda di democrazia, e quindi una cosa bellissima, e quindi una cosa giustissima, e quindi una cosa sacrosanta. Questa domanda di democrazia può prendere delle vie e può avere delle risposte, secondo me, sacrosante, ecologiche, sociali, redistributive, e sono secondo me anche alcuni dei temi che abbiamo toccato oggi. A chi vanno i profitti della transizione? Quanto democraticamente si prendono le decisioni della transizione? Quanto incisiva è la transizione nell'essere sostituzione di energia sporca con energia pulita e non solo addizione? E questi sono temi nostri che bisogna tematizzare, e vanno tematizzati dal basso, perché sennò dall'alto non arrivano. E poi ci sono invece le argomentazioni che non fatico a dire sono suggerite dall'amico e sono suggerite dall'altro lato della barricata, e vanno insomma dagli inesistenti impatti delle paleoliche sulla salute a temi di disturbo della biodiversità che davvero, credetemi, leggendo i dati, non stanno né in cielo né in terra. Ecco, distingue il grano dall'olio, è un lavoro faticosissimo, è un lavoro impopolare, è un lavoro difficile, però è anche il lavoro necessario in questo momento. Beh, io direi che è andata bene questo primo confronto, è andato bene, e ringrazio Lorenzo Teclem, tutto le nostre lettrici, i nostri lettori che si sono collegati. L'idea era quella di dare una cadenza quindicinale come la pubblicazione appunto del manifesto sardo, mantenere una tensione, una preoccupazione su il tema della transizione ecologica, indagare le speculazioni energetiche in Sardegna a partire dal ruolo del protagonismo civico, del protagonismo politico dei comitati che sono mobilitati in tutta la Sardegna. Condivido con te l'idea che questa sia una grande domanda di democrazia, una grande domanda di democrazia che deve avere almeno dal mio punto di vista, una risposta politica. Una risposta politica che deve anche essere coerente con tutte le battaglie ecologiste contro il riscaldamento globale, la crisi climatica e la crisi ambientale. Ringrazio tutti, ringrazio Lorenzo, ci diamo appuntamento alla prossima, insomma, tra 15 giorni. Grazie a tutte e grazie a tutti. Ciao Roberto, grazie a tutti e a tutti. Ciao a te Lorenzo.